E il significato è ovviamente quello di dotare la Regione del Veneto di un provvedimento legislativo che individui tra le altre anche un comitato per la celebrazione del 150° anno che ovviamente decorre dal 2011. È ovvio che deve essere un provvedimento particolarmente snello, non burocratese e che entro qualche settimana deve vedere diciamo, l'approvazione in Consiglio regionale, diversamente sarebbe poco edificante andare con l'anno a seguire con il provvedimento ancora da approvare. Penso che la Regione del Veneto, anche diciamo, fatto riferimento anche alla storia che ha portato il Veneto per la Unità d'Italia, sia quanto mai opportuna una rapida approvazione. È fuori dubbio che il provvedimento ha una genesi, una matrice, almeno il nostro, esclusivamente Popolo della Libertà e non Lega Nord, che ha cordialmente declinato l'adesione al progetto di legge, ma questo non ci spaventa. Tra l'altro penso che nei 60 consiglieri ci sia ampiamente e largamente la consapevolezza e anche la convinzione che sia un percorso quanto mai diciamo doveroso, non altro per il rispetto a chi ha per anni e per tanti anni ovviamente sacrificato anche la propria vita per la Unità d'Italia, non ultimo anche tanti nostri soldati che vanno in missioni relativamente di pace, ma poi dopo spesso ci lasciano anche la pelle in quei luoghi di guerra.